clausola per finanziare le associazioni. Questo è il CICA, però noi non facciamo parte del CICA, noi siamo un gruppo di volontari che sono riconosciuti dal CICA, ci chiamiamo CICA del Friuli Giulia, non facciamo parte del CICA, quindi non prendiamo nemmeno i soldi del 730 e i soldi dalla rivista, anzi paghiamo, quindi noi ci rimettiamo di tasca nostra, tutte le attività che facciamo pagando, e le facciamo perché da cittadini sentiamo il dovere di dare delle informazioni corrette. E adesso infatti possiamo parlare, però che non ce l'ha. Sì, ma se lei taccia noi possiamo parlare, no? Se lei taccia e noi parliamo. Ma senti, ma tutte le cose che lei ha da dire, le ha distribuite. Io ora chiudo perché sono... Cerchiamo di dare un'informazione. Vabbè, se io... Vuole anche la gente. Ne vede parecchie di gente. Sta diventando... Basta! Finiscila! Porco cane! Sta diventando un mese. Sta diventando un mese. Ma sì, ha distribuito. Se ha le copie, le lascio qui e li facciamo prendere a chiunque. Guardi, tutte le sue grazie per tanta importanza. Adesso cerchiamo di far parlare anche il proposto. Grazie. Buon pomeriggio, buonasera a tutti quanti. Io in realtà ho fatto la mano solo per cercare di riportare un po' di ordine, perché questo è un argomento che mi interessa molto. Non sono titolare, non sono ingegnere, però sono informato. Sono informato anche perché ho partecipato alla sua conferenza e di fatto si finanziano esattamente con i vostri stessi metodi, quindi autofinanziamento e rivista. La dinamica è la stessa di questa, nel senso tempi concisi e informazioni prese all'atto. Sì, da questa parte c'è solo la volontà di informare e di non avere informazioni. Adesso faccio la domanda che vi sono tutti presenti. Perché avete voglia di corso scontato di incontro con la gente? Sono sempre stata appassionata del cielo, ho sempre guardato fin da bambino. Abito a Pordenone da 35 anni, ho sempre guardato gli aerei che passavano dalla base. Non si sono mai viste le scie chimiche, soltanto o di condensa, quello che sono, queste persistenti soltanto in questi ultimi anni. Prima non c'erano. Credo che lei stia chiedendo come mai. Sono d'accordo con te, signora, perché in effetti ho capito l'azione dell'organizzazione, però dalla mattina alla sera di notte è un continuo, non si vede più il cielo, Ci saranno gli aerei, ci saranno gli aerei. Allora, sì, la prima domanda che lo fate se posso sintetizzare e la seconda come mai ce ne sono così tante, almeno da testimonianza in generale, allora intanto credo che il primo lavoro scientifico fatto sulle scie di condensazione degli aerei credo risale al 1991 dall'IPCC, perché era interessato a studiare quelli che erano i meccanismi legati alla formazione di queste scie di condensazione, alla loro persistenza per l'effetto che può esserci sul clima, quindi molti anni fa. Il problema è che i voli aerei sono aumentati e tenderanno anche ad aumentare molto di più nel corso del tempo. Quindi io mi aspetto un aumento delle scie di condensazione degli aerei per due motivi: perché aumentano il numero di voli e perché aumentano anche perché gli aerei, i motori, essendo più efficienti, sono più facilmente dovrebbero produrre questo tipo di fenomeni. Un aspetto non trascurabile, però io non è proprio tanto il mio settore,
è il fatto che se ne parla molto di scie di condensazione degli aerei o di scie chimiche e quindi la gente è anche molto più attenta da questo punto di vista. Se lei va a cercare, molto bello da vedere su Google Trends, cerca la parola scie chimiche, cambiamento climatico, e quello che vede è che negli ultimi 7 anni, se non ricordo esattamente, la quantità di persone che cercano informazioni sulle scie chimiche sta crescendo molto, anche per la nostra regione e per l'Italia. Il numero di persone che cercano informazioni sui cambiamenti climatici o sull'inquinamento atmosferico sta diminuendo, e questo è anche il motivo per cui io sono venuto qui volontariamente a fare questo tipo di attività. Ci sono dei problemi che sono reali, che non sono cambiati, che sono i problemi dei cambiamenti climatici, il problema della qualità dell'aria e dell'inquinamento. L'attenzione sta un po' calando su questi